Pronti? 1, 2, 3. Considerata valida con veloce Butterfly Horse che prende la testa nei confronti di Astecca Dimar. È partita benissimo Numero 11, Falcon Ziva, Baldone, squalificato. che è già in quarta posizione, precedendo Darline Staff, poi ancora Elodie Stecca, via via gli altri. Sotto alle tribune, Butterfly Horse al comando. Seconda posizione per Stecca Dimar che precede Caracas Lubi, Ziva, Darline Staff. Avanza allo scoperto Carpe Diem Call che progredisce, trova l'anticipo da parte di Darline Staff che sembra volersi scoprire. A sua volta trova l'anticipo di Ziva. 600 metri iniziali in 46,1 con la leader che ora decisamente rallentato. Ziva avanza allo scoperto trascinandosi Darline Staff e Carpe Diem Call. Alla corda sempre Astecca Dimar a seguire le mosse di Butterfly Horse, poi Caracas Lubi e Elodie Stecca, mentre alla retroguardia rimangono Amore Stecca e Da Granit Deep. Il primo giro in 1-1-6, sulla curva di sinistra non cambia nulla, con Butterfly Horse che continua in vantaggio in controllo. Al suo esterno si propone Ziva. Quando siamo al chilometro di gara, passato in 1-17-6. Butterfly Horse al comando, Ziva di fuori, con in scia Darline Staff, poi Carpe Diem Call, Astecca Dimar in corda avanti a Caracas Lubi, non cambia nulla, con il gruppo disposto per Pariglie a un giro dalla fine. Frazione in 15,5 sotto alle tribune. Butterfly Horse continua da leader su Ziva che accompagna di fuori, trascinandosi sempre Darline Staff. E quando siamo a 600 dalla conclusione non cambia assolutamente nulla. Frazione ancora in 15,4, comoda per Butterfly. Butterfly Horse sempre in vantaggio, Ziva che inizia a premere un po' all'esterno, trascinandosi Darline Staff, poi Astecca Dimar, Caracas Lubi. Altro paletto con lo schema invariato, 14,5 di là, Butterfly Horse è in vantaggio, ci prova Ziva di fuori, cala Darline Staff, in corda Astecca Dimar, poi Caracas Lubi. Quando siamo a 250 dalla conclusione si difende Butterfly Horse da Ziva che attacca all'esterno, Ziva che insiste su Butterfly Horse, passa Ziva nei confronti di Butterfly Horse, Ziva nel finale si distende e vince come vuole, al secondo finisce Astecca Dimar, al terzo si riprende Darline Staff. 2,32, 1,16,5, che ovviamente vale meno per Ziva, che vince in percorso esterno. Nettamente declassata la figlia di Varennes, Alessandro Gocciadoro guida e training, i colori di Richard Westerink.